al pala ribalta per prendersi le luci della ribalta. Non è un gioco di parole, è l'obiettivo di Olimpia Regium e Futsal Villorba, che oggi si giocano la promozione in Serie 2. Fischietto e bocca, si comincia, primo possesso della partita a favore del Villorba, che cerca subito la profondità. Beatrice con eleganza e calma, lo stop del capitano, l'apertura sulla destra, pallone in profondità, Edigno in mezzo, Ruggero! La conclusione. Possesso Villorba con Del Piero che viene pressato da Edigno, tiene lì il pallone, poi Vailati verso Del Piero che vince un rimpallo, ancora Del Piero, la conclusione! Igor Del Piero la sblocca lui a 65 secondi dall'intervallo, 1-0 Villorba. Assolutamente caparbio, 2-3 contrasti, ci credeva fino alla fine, incredibile il tapin vincente. Ora Olimpia Regium che prova la ripartenza, attenzione alla squadra di casa, Vailati chiude, Mazzon liscia, risolve Venier, Bordignon, il numero 4 per Mazzon, il destro, mamma mia che gol, un destro terrificante, 2-0 Villorba dopo 37 secondi del secondo tempo. Ma che gol ha fatto Mazzon, incredibile, sotto l'incrocio di pali! Per la formazione ospite Mazzon contro Bartolotta, fischietto in bocca per il direttore di gara, parte Mazzon con il destro, conclusione, traversa, sempre molto attento il numero 22. E come vedete sì, è molto attento, gioca molto alto, te lo dicevo, è un giocatore aggiunto nel momento del bisogno. Come vedete ora si caricano i giocatori dell'Olimpia. Mazzon si riscatta subito, ha sbagliato il rigore ma poi si è inventato un altro gol dal nulla, 3-0 Villorba, la doppietta di Mazzon, mette in mezzo, Venier blocca, è un po' scoperta l'Olimpia Regium e allora attenzione a Recepai che mette sul secondo palo, 4-0, cala il poker la squadra ospite. Un'altra azione da manuale, velocissimo il portiere Venier a rilanciare per il capitano Recepai che sul secondo palo lancia ed è davvero facile il tapin vincente per questo 4-0. Un po' rassegnata la squadra di casa. Sì, se giochi con il portiere di movimento in questi casi devi ovviamente farlo salire, attendere quindi, girar palla, attendere quindi il cambio, cosa che non è accaduta e quindi in questo caso non è né carne né pesce e sicuramente è meglio non farlo. Bordignon, gran giocata e poi il tocco facile sul secondo palo di Igor Del Piero, 5-0 a 5:26 dal termine del secondo tempo. Riparte con il 5 contro 4 la squadra di casa a meno di 3 minuti dal termine del secondo tempo. Villorba avanti 5-0 qui al pala ribalta. Aliu sulla sinistra, Ruggero, Beatrice, pallone a destra per Alitia, si torna da Beatrice, Alitia in avanti per Aliu che mette sul secondo palo, la conclusione di Beatrice, 5-1, accorcia le distanze il capitano, l'Olimpia Regium prova a riaprire la partita. E quindi sono d'accordo anch'io nel consegnare the man on the match al portiere numero 22 del Futsal Villorba, Venier. Beatrice per Ruggero, prova l'Olimpia Regium, porta vuota, Venier prova a trasformare in gol questa palla, arriva il 6-1, grande giocata del numero 22 che timbra anche il cartellino, 6-1, partita chiusa, Villorba in trionfo verso la Serie 2. Calcio d'angolo per il Futsal Villorba, 38 secondi alla festa della squadra veneta che sta per tornare in Serie 2. Bordignon per Vailati che ricomincia da dietro, servito Venier, grande protagonista di questa giornata, prova il tiro e per poco non trova un altro gol da fenomeno, mamma mia che partita Venier, calcio d'angolo, Bordignon in mezzo, Recepai, il gol del capitano, il 7 bello del Villorba a 26 secondi dal termine del match. Non contano più nulla, il pallone è fermo in mezzo al campo, i giocatori iniziano a salutarsi con l'Olimpia Regium che rende onore agli avversari. Eccola la sirena, termina qui il match, il Villorba batte per 7-1 l'Olimpia Regium e conquista la Serie A2.